sono in collegamento. Ecco qui. Ringrazio T2I e Innovation Lab per avermi proposto di tenere questo seminario, appunto nel corso del quale parleremo di privacy con riferimento al cittadino, all'impresa e alla scuola. Quindi l'impostazione di questi due incontri prevede appunto che in questo primo incontro vi sia un'esposizione sul tema della privacy a partire dai concetti generali, in modo da acquisire gli strumenti basilari per poi seguire il discorso successivo. Quindi cercherò di essere il meno tecnica possibile in modo che tutti possano seguire insomma l'esposizione. In questo quindi nostro primo incontro passerò in rassegna i concetti generali e mi soffermerò sui diritti che il cittadino può esercitare a tutela dei suoi dati personali e sugli strumenti tecnici di cui egli può contare appunto per proteggere i suoi diritti da eventuali violazioni. E dopodiché nella giornata invece di domani analizzeremo la tematica della privacy dal punto di vista delle imprese e della scuola e seguirà una carrellata diciamo di casi pratici quindi a concludere insomma. Quindi se qualcuno appunto come ha detto Caterina da fare delle domande le può fare nella chat. Allora adesso vedo di condividere lo schermo. E dunque eccolo qui. Lo vedete tutti? Perfetto, confermo. Sì, ok, perfetto. Allora faccio così. Allora, innanzitutto partiamo diciamo dal chiederci che cos'è la privacy. Quindi la privacy è un diritto, il diritto a mantenere riservate certe informazioni o aspetti della nostra vita privata, che nasce appunto nella cultura anglosassone e nordamericana intorno alla fine dell'Ottocento e si estenderà poi in Europa e infine anche in Italia. In particolare il nostro ordinamento approverà, diciamo con ritardo se vogliamo, quindi comunque nel 2003, il primo decreto legislativo in tema di privacy ed è quindi a partire da questo anno che entrerà in vigore il codice della privacy, quindi il decreto legislativo 196 del 2003, che è entrato in vigore appunto con la finalità di recepire una direttiva europea nella quale appunto il tema era la protezione dei dati personali e quindi anche il nostro ordinamento ha dovuto adeguarsi appunto a questa normativa. Quindi si può dire che la privacy diventa a partire da questo momento un diritto. E quindi diciamo che il nostro paese si sta confrontando con il tema della privacy da nemmeno 20 anni, quindi non è un periodo molto lungo rispetto ad altri ordinamenti giuridici. E quindi di conseguenza non stupisce che molto spesso i cittadini dimostrino una certa difficoltà a comprendere il confine tra ciò che è lecito e ciò che non lo è. E questa difficoltà è dovuta anche al fatto che a livello istituzionale probabilmente non si è compiuta un'informazione sufficientemente capillare. Una parte, diciamo, della colpa, tra virgolette, si può ricondurre anche alla formulazione da parte del legislatore dei testi legislativi che non sempre hanno un sufficiente grado, diciamo, di chiarezza. Quindi la finalità appunto, di questo incontro è anche quello di approfondire la conoscenza di certi concetti in modo appunto da rendere più comprensibile la tematica. Quindi il principale rischio appunto della carenza di informazione è appunto quella che il cittadino si convinca a trasferire informazioni rilevanti relative alle sue abitudini e alle sue relazioni senza nemmeno rendersi conto del fatto che sta trasferendo dei dati personali ad un soggetto terzo in grado appunto di elaborarli, svilupparli e comunque adoperarli per fini strumentali alla propria attività, senza avere cioè la consapevolezza del valore in termini economici delle informazioni che cede a terzi e delle implicazioni che questa comunicazione comporta. Un'estremizzazione appunto di questa mancanza di consapevolezza può venire da questo esempio in cui, come vediamo appunto, se noi pensiamo appunto di descrivere diciamo la composizione della nostra famiglia, di apporla al retro dell'auto,
diciamo, diamo un'idea di quello che può essere appunto la mancanza di consapevolezza. E questa naturalmente è un'estremizzazione che girava appunto in internet. Per acquistare quindi maggiore consapevolezza è necessario per prima cosa comprendere i concetti più volte richiamati dalle norme giuridiche, per facilitare quindi la comprensione delle problematiche attinenti alla privacy da parte di quelle categorie di cittadini che per ragioni di lavoro o semplicemente nello svolgimento dell'attività della vita quotidiana si trovano ad affrontare appunto tematiche legate alla privacy. Partiamo innanzitutto dalle fonti normative, quindi al momento diciamo che la primaria fonte normativa in tema di privacy è rappresentata dal regolamento dell'Unione Europea in materia di dati personali numero 679 del 2016, il cosiddetto GDPR. Molti forse avranno sentito questa sigla appunto che ormai è diventata un mantra, diciamo. Quindi questo è lo strumento principale, normativo principale, nel quale si trovano enunciate quindi le norme poste a tutela dei dati personali delle persone fisiche. Questo testo è entrato in vigore il 25 maggio del 2018 senza la necessità di alcun recepimento perché appunto è direttamente cogente all'interno del nostro ordinamento. Accanto a questo strumento non è venuto meno comunque il codice della privacy, quindi il nostro ordinamento conserva al suo interno ancora vigente il codice della privacy, il quale però ha dovuto subire diciamo, dei correttivi per renderlo appunto, per armonizzarlo al regolamento europeo. Quindi l'attuale codice privacy è stato novellato da un decreto legislativo che è il numero 101 del 2018. Accanto a queste due fonti, quindi che sono quelle principali, ci sono poi tutta una serie di provvedimenti, circolari, PAC, che vengono pubblicate sui siti del Garante per la protezione dei dati personali, ai quali appunto attingere per meglio comprendere la portata applicativa delle varie norme. Molto importanti sono anche le risposte ai quesiti posti al Garante della privacy, dai quali è possibile trarre dei principi appunto in tema di privacy. E quindi anche queste fanno parte appunto delle fonti normative. E che cos'è quindi esattamente un dato personale? Il dato personale viene definito proprio dal GDPR, ma anche nel nostro codice privacy, come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, e chiamata poi appunto interessato, e si considera identificabile quindi la persona fisica che può essere identificata direttamente o indirettamente con particolare riferimento a un identificativo che può essere il nome, il numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale e sociale. Questa è la definizione che ne dà appunto il GDPR. Costituisce dato personale, quindi non solo il dato che permette un'identificazione diretta come dato anagrafico, cioè il nome e il cognome, o la foto, ad esempio, di una persona, ma anche quel dato che permette l'identificazione della persona in modo indiretto. Pensiamo ad esempio al codice fiscale, al numero della targa dell'auto, all'indirizzo IP. Tutti questi sono modi, diciamo, per acquisire l'identità del soggetto in modo indiretto. All'interno del concetto quindi di dato personale in senso generico ci sono poi delle particolari categorie di dati per le quali vigono delle tutele aggiuntive. Quindi tali dati, che un tempo erano chiamati sensibili in base alla previgente normativa, sono ora definiti dati particolari. Si tratta di dati che rivelano l'origine razziale, etnica della persona, le convinzioni religiose, filosofiche, le opinioni politiche, l'appartenenza sindacale, i dati afferenti alla salute, la vita sessuale della persona. Quindi il regolamento 679 del 2016 è incluso appunto nella nozione poi di dato particolare anche quella di dato genetico, dato biometrico e dato relativo all'orientamento sessuale.
Un'altra categoria particolare è quella dei dati giudiziari, quindi i dati che possono rivelare l'esistenza di determinati provvedimenti giudiziari soggetti a disposizione al casellario giudiziale. Si tratta dei provvedimenti penali di condanna definitivi, la liberazione condizionale, il divieto d'obbligo di soggiorno, misure alternative alla detenzione o tutte quei dati, diciamo, che possono rivelare la qualità di imputato o indagato. Quindi con l'evoluzione poi delle nuove tecnologie si sono aggiunti appunto altri dati personali alla categoria generica di dato personale, cioè tutti quei dati che sono relativi a comunicazioni elettroniche, cioè che consentono ad esempio la geolocalizzazione della persona, fornendo informazioni sui luoghi da essa frequentati o sui suoi spostamenti. Quindi questi sono appunto gli esempi che si riferiscono a ciascuna categoria, quindi dato personale, dato particolare, giudiziario e relativo alle comunicazioni elettroniche. Che cosa si intende invece per trattamento di un dato personale? Il trattamento non è altro che qualsiasi operazione, un insieme di operazioni compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicati a dati personali o insiemi di dati personali, quali ad esempio la raccolta del dato, quindi la registrazione del dato, la sua organizzazione, la strutturazione, conservazione, adattamento, modifica, estrazione, consultazione. Quindi ci sono tutta una serie di operazioni, diciamo, che esauriscono appunto la definizione di trattamento, compresa anche la cancellazione e distruzione del dato. Il trattamento dei dati è un'attività che diventa essenziale in molte circostanze. Si pensi, ad esempio, ai dati sanitari, che necessariamente devono essere gestiti da un ospedale, oppure ai dati in possesso degli albergatori che ospitano clienti nelle proprie strutture ricettive. La legge quindi, per evitare di paralizzare alcuni tipi di attività che appunto necessita del poter trattare i dati personali altrui, ha stabilito i casi in cui si presume che il trattamento sia lecito a prescindere da un espresso consenso fornito dal titolare. Quindi quali sono questi casi? Diciamo, il trattamento dei dati personali è lecito anche senza il consenso dell'interessato, quando esso è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte. Si pensi ad esempio al mandato conferito all'avvocato, il quale per agire in giudizio, per fare gli interessi, diciamo, del cliente, deve necessariamente comunicare i suoi dati personali a terze parti, quindi al giudice, alla controparte, eccetera. È evidente che in questo caso è il mandato stesso che viene conferito all'avvocato che legittima lo stesso al trattamento dei dati, purché naturalmente quest'uso sia limitato all'esecuzione del contratto. Un altro caso è di assenza, quindi di non necessità di acquisizione del consenso, si ha quando il trattamento è necessario ad adempiere un obbligo legale, al quale è soggetto il titolare del trattamento. Esempio, il poliziotto che in presenza di un reato è tenuto a farne denuncia, quindi comunicando i dati anagrafici dell'indagato, tratta il dato in adempimento di un obbligo legale, per cui sicuramente non andrà ad acquisire il consenso dell'interessato. Altri casi sono quelli in cui il trattamento è necessario a salvaguardare gli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica. Questa è l'ipotesi, ad esempio, del medico di pronto soccorso che, pur di salvare un paziente, mettiamo in fin di vita, trasmette i suoi dati ad un altro presidio sanitario. Oppure il caso della persona che, vedendo venire in ufficio il proprio collega, accede ai dati del suo cellulare per chiamare ad esempio un familiare, quindi in questi casi si prescinde ovviamente dal consenso. Il consenso non è necessario anche quando quando il trattamento è necessario ad eseguire un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, di cui è investito il titolare. Anche in queste ipotesi possiamo far rientrare, diciamo, i compiti svolti dalle forze dell'ordine oppure dai medici, eccetera.
oppure quando il trattamento è necessario perseguire un interesse legittimo del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non siano da ritenere prevalenti gli interessi o i diritti o le libertà fondamentali dell'interessato. Quindi ci sarà un contemperamento di interessi e se effettivamente il titolare ha un interesse legittimo al trattamento lo potrà compiere a prescindere dal consenso espresso dell'interessato. A questo punto è necessario invece capire quali sono i soggetti coinvolti nel trattamento dei dati. Partiamo dal titolare del trattamento. Quindi il titolare del trattamento è la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica o comunque il servizio o d'altro organismo che singolarmente o insieme ad altri determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali. Quindi in altre parole il titolare del trattamento è colui che mette in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire ed eventualmente anche a dimostrare che il trattamento dei dati personali è conforme alla normativa. Oltre a determinare le finalità e gli strumenti mediante i quali compiere il trattamento di dati personali, il titolare del trattamento è tenuto ad aggiornare le misure di protezione. Ad esempio, con l'entrata in vigore del GDPR si è resa necessaria per alcuni soggetti l'adozione di nuove misure a salvaguardia appunto dei dati che vengono trattati. Ad esempio l'esecuzione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati oppure la designazione di un responsabile della protezione dei dati, eccetera. Quindi l'evoluzione, cioè della normativa, richiede che il titolare si tenga aggiornato e tenga aggiornato appunto le misure atte a proteggere i dati che tratta. Volendo scendere appunto nel concreto, chi è in sostanza il titolare del trattamento? Il titolare è ad esempio la società con cui noi concludiamo contratti di utenza telefonica oppure la società dalla quale acquistiamo online, lo specialista dal quale ci rechiamo per una visita, pensiamo ad esempio al dentista, all'oculista, ad altri liberi professionisti, oppure la ASL se ad esempio ci rechiamo all'ospedale, la software house se scarichiamo un'app. Quindi chiunque richieda i nostri dati, anche solo anagrafici, per espletare una prestazione o un servizio che ci riguarda e ci interessa, è titolare di questo trattamento. È possibile anche vi siano più titolari del trattamento, quindi 2 o più titolari che decidono congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento. Questa è una novità, diciamo, introdotta dal GDPR. In questi casi la normativa impone a questi 2 o più titolari di definire specificamente con un atto quindi giuridicamente valido i rispettivi ruoli e i loro rapporti. Il titolare quindi è giuridicamente il responsabile dell'osservanza e dell'applicazione pratica degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Quali sono concretamente questi obblighi? Sicuramente il titolare deve trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente, acquisire il consenso dall'interessato nei casi previsti, informare correttamente e in maniera trasparente gli interessati con riguardo all'oggetto, alle finalità del trattamento e ai diritti che essi possono esercitare, adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire fin dalla fase della progettazione la tutela dei diritti dell'interessato e che i dati non vadano persi, alterati, distrutti o comunque trattati illecitamente. Naturalmente non potrà usare, comunicare o diffondere i dati al di fuori del trattamento per il quale è stato raccolto il consenso dell'interessato o per il quale la legge gli riconosce appunto la possibilità di trattare i dati. Dovrà inoltre tenere un registro dei trattamenti, questo vedremo dopo, non sempre, dipende da determinati casi. Dovrà fornire le istruzioni, informare il personale che eseguirà materialmente i trattamenti dei dati personali, dovrà documentare le violazioni di dati personali che capitano e che in alcuni casi vanno appunto notificate al garante o comunque comunicate agli interessati, dovrà nominare, questo sempre se necessario, un Data Protection Officer, ovvero il DPO, che è una figura anche questa che poi vedremo. E quali responsabilità quindi gravano sul titolare del trattamento?
Il titolare risponde certamente direttamente del danno eventualmente provocato all'interessato che derivi ad esempio da furto di dati oppure da perdita di dati, modificazione di dati, comunicazione a terzi, eccetera. Quindi se più titolari o responsabili sono coinvolti nello stesso trattamento, l'interessato potrà rivolgersi a ognuno di essi singolarmente o chiedere i danni a tutti e due in solido. Tuttavia il titolare e il responsabile saranno esonerati dalla responsabilità se dimostreranno che l'evento dannoso non è imputabile alla loro condotta, ma è causa di un fattore esterno alla loro sfera di controllo e se dimostreranno di aver adottato tutte le misure prevedibilmente idonee al fine di evitare il danno stesso. Veniamo ad un altro soggetto, ovvero l'interessato. Quindi l'interessato non è altro che la persona fisica, identificata o identificabile, alla quale si riferiscono i dati personali sui quali il titolare esegue. Come abbiamo detto, appunto, l'interessato è una persona fisica identificata o identificabile, cioè che può essere diretto o indiretto attraverso altre informazioni riguardanti ad esempio il luogo della sua residenza, mediante il numero IP del suo personal computer, oppure mediante uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, genetica, psichica, economica, culturale e sociale. Quindi in buona sostanza l'interessato è il destinatario della tutela approntata dalla normativa, cioè colui che potrà esercitare determinati diritti a protezione della sua privacy, che poi vedremo, e quindi colui che ha a disposizione degli strumenti ben precisi per ottenere il rispetto delle norme poste a tutela dei suoi diritti. Più avanti vedremo anche questi. Quindi in sostanza l'interessato non è altro che insomma, il cittadino, quindi ognuno di noi in sostanza può risultare interessato dal trattamento di un dato personale. Chi è invece il responsabile del trattamento? La normativa definisce il responsabile come la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o d'altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento. Quindi il quadro normativo italiano prima del GDPR distingueva in realtà tra un responsabile interno e un responsabile esterno. Questo a seconda che l'individuazione del soggetto avvenisse tra dipendenti o collaboratori del titolare oppure nei riguardi di un soggetto terzo. Questa distinzione era frutto di una prassi operativa, diciamo, tutta italiana, in quanto in realtà la direttiva europea non prevedeva la figura di un responsabile interno, però nemmeno la vietava, per cui questa figura era comunque compatibile con la normativa vigente prima del GDPR. Quindi adesso ci si chiede se a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo appunto 101 del 2018 che ha modificato il codice della privacy, sia ancora possibile nominare un responsabile interno al trattamento. Sulla questione ci sono opinioni discordanti, tuttavia sembra prevalere appunto la corrente che esclude l'ammissibilità della nomina di un responsabile interno, inteso proprio come responsabile, perché poi vedremo ci sono delle figure alternative, se vogliamo, quindi ci può essere il cosiddetto soggetto designato, quindi una sorta di supervisore al quale è possibile affidare il compito di interfacciarsi con figure esterne, quali il DPO, o consulenti e quindi di sorvegliare le procedure messe in atto a tutela della privacy o pianificare la formazione, gestire la documentazione, eccetera. Però non lo potremo, diciamo, più chiamare responsabile in sostanza. Torniamo al responsabile esterno, quindi in altre parole il responsabile è un soggetto del quale si avvale il titolare per eseguire in tutto o in parte il trattamento di dati personali che raccoglie quando non dispone al suo interno delle risorse necessarie a gestire appunto internamente il processo di trattamento dei dati personali. Quindi è un soggetto appunto esterno all'organizzazione del titolare che opera in virtù di un atto di nomina.
sotteso alla conclusione di un contratto solitamente qualificato come contratto di fornitura di servizi. Quindi, sebbene il GDPR non parli proprio di nomina a responsabile in senso esplicito, nel testo dell'articolo 28 del GDPR viene specificato che i trattamenti da parte di un responsabile del trattamento sono disciplinati da un contratto o da un altro atto giuridico a norma del diritto dell'Unione o degli Stati membri. Quindi tale contratto o atto dovrà prevedere che il responsabile del trattamento debba innanzitutto trattare i dati solo su istruzione documentata del titolare del trattamento. In secondo luogo dovrà garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riservatezza o abbiano comunque un adeguato obbligo legale di riservatezza. Inoltre è necessario appunto che il responsabile si doti di adeguate misure di sicurezza per proteggere appunto i dati che tratta per conto del titolare. Dovrà rispettare quindi le condizioni stabilite per ricorrere ad un altro responsabile, perché appunto il GDPR ha introdotto la possibilità di nomina di un subresponsabile del trattamento. Dovrà quindi in generale assistere il titolare nel trattamento adottando misure tecniche e anche organizzative, suggerendo cioè al titolare misure tecniche ed organizzative e assisterlo nel rispetto dei vari obblighi che su di esso gravano. Poi su scelta del titolare potrà cancellare o restituire i dati personali una volta terminata la prestazione dei servizi, mettere a disposizione ad esempio del titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi. Il responsabile, così come anche il titolare, dovrà inoltre tenere un registro di tutte le categorie di attività e quindi di trattamenti che svolge per conto del titolare. E in questo registro dovrà quindi annotare il nome e i dati di contatto del responsabile, quindi del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce, e dovrà indicare appunto le varie categorie di trattamenti che esegue per conto del titolare, indicare eventuali trasferimenti di dati personali verso paesi terzi, quindi extra UE, diciamo. Quando possibile dovrà descrivere, in generale, le misure di sicurezza tecniche e organizzative che ha adottato. Come dicevamo appunto, il GDPR ha introdotto un'altra figura, quella del subresponsabile. Quindi il responsabile può nominare in sostanza dei responsabili di secondo livello, questo a meno che non sia vietato dal titolare. Qualora questo avvenga, è comunque il responsabile principale a rispondere di fronte al titolare dell'operato dei subresponsabili. Quindi al subresponsabile dovranno essere fornite le istruzioni necessarie ad eseguire il trattamento, dovrà operare nel rispetto degli obblighi imposti al primo responsabile e quindi è comunque il primo responsabile appunto a rispondere dell'inadempimento dei subresponsabili, anche ai fini quindi del risarcimento di eventuali danni causati dal trattamento nei confronti del titolare. Questo a meno che non riesca a dimostrare che il danno non è in alcun modo imputabile a lui. Per tale motivo, quindi, il responsabile deve sempre informare il titolare della nomina, se appunto quando questa è lecita, e di un'eventuale modifica del nominativo del subresponsabile. Veniamo quindi all'incaricato o autorizzato al trattamento. La figura dell'incaricato al trattamento non è altro appunto che la persona autorizzata al trattamento dei dati personali che agisce sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile. Quindi in sostanza è la persona fisica che effettua materialmente le operazioni di trattamento. Quindi può essere un dipendente, un collaboratore, ad esempio del titolare del trattamento. Si tratta quindi di una persona che fa parte dell'organizzazione interna del titolare o del responsabile. Di norma la designazione dell'incaricato avviene tramite una lettera di nomina in cui vengono precisate tutte le istruzioni operative occorrenti, compresi gli obblighi inerenti alle misure di sicurezza da adottare e la formazione che dovrà essere fatta al riguardo. La mancanza proprio di queste istruzioni determinerebbe l'invalidità dell'atto di nomina.
La designazione degli autorizzati può avvenire anche con un unico atto per più persone e in questo caso è consigliabile che tutte lo firmino per presa visione, quale prova appunto della conoscenza dell'incarico e delle istruzioni fornite. Quindi facciamo un esempio, diciamo, pratico in modo da riassumere un attimo quello che abbiamo appena detto. Quindi se vogliamo spiegare in concreto come qualificare, diciamo, i vari soggetti che sono coinvolti a vario titolo nel trattamento di dati personali, possiamo appunto fare un esempio. Supponiamo appunto che io sia un dentista e che alle mie dipendenze abbia una segretaria. Ovviamente le sue mansioni saranno tenere l'agenda degli appuntamenti, mandare lettere, fax, email, gestire i fornitori, eccetera. Quindi non ci sono dubbi sul fatto che essa vada nominata incaricata del trattamento, perché è lei che materialmente compie le operazioni di trattamento dei dati personali e anche in questo caso sensibili o particolari, diciamo, che io in quanto titolare raccolgo. A questa segretaria dovrò quindi da un lato dare l'informativa perché in quanto mia dipendente io tratto i suoi dati e dovrò anche però raccogliere il suo consenso perché certamente mi potrei trovare a trattare anche i suoi dati sensibili. Al contempo consegnerò all'impiegata anche la nomina ad incaricata, appunto autorizzata al trattamento, perché completa naturalmente le istruzioni relative ai trattamenti che può svolgere e alle misure che deve adottare, quindi ad esempio il fatto che debba chiudere il PC al termine dell'orario di lavoro, chiudere a chiave gli schedari in cui sono conservate le cartelle dei pazienti, eccetera. Supponiamo poi che nel mio studio io mi serva di un professionista, diciamo, con cui ripartisco il lavoro, quindi anche lui quindi per me è un incaricato sicuramente del trattamento, perché comunque i clienti, diciamo, sono miei in quanto titolare dello studio, ma siccome mi avvalgo di un collaboratore, anche lui dovrà trattare i dati che io raccolgo. Quindi nominando l'incaricato evito chiaramente di scambiare dati con questo soggetto in forma di comunicazione dei dati personali. Quindi l'informativa dovrà essere fatta anche nei suoi riguardi, così come pure la nomina appunto a incaricato. Supponiamo infine che la manutenzione e l'assistenza del mio sistema informatico mi venga fornita da un consulente informatico esterno. Quindi ad esempio la società Alfa, la quale manda nel mio studio i suoi dipendenti o collaboratori ad eseguire operazioni di manutenzione o aggiornamento del mio sistema, venendo quindi a contatto con i dati che in esso sono gestiti e conservati. Anche questa è una situazione, diciamo, in cui è necessario che io nomini come responsabile del trattamento questa società, perché solo in questo modo farò sì che gli incaricati della società Alfa abbiano accesso ai dati personali del mio sistema informatico in modo lecito. Avrei potuto nominarli anche incaricati del trattamento, però è evidente che il personale altrui potrebbe cambiare, quindi mi potrei trovare a dover ogni volta procedere a delle nomine nuove. In tal modo invece conferisco la giusta responsabilizzazione alla società esterna e quindi risponderà direttamente dei trattamenti eseguiti e delle misure adottate per ottemperare alle norme a tutela della privacy, vincolando poi di conseguenza il suo personale. Vediamo questo. Poi abbiamo appunto il responsabile della protezione dei dati personali, cosiddetto DPO. Il responsabile della protezione dei dati personali è appunto una persona fisica, però può essere anche giuridica. Cioè può trattarsi quindi di un dipendente o collaboratore, come anche di un'azienda esterna all'organizzazione, però legata da un contratto di servizi al titolare o al responsabile del trattamento, quindi nominata dal primo o dal secondo, in ragione di competenze specialistiche, quindi, e con l'incarico di occuparsi di ogni questione attinente alla protezione dei dati personali gestiti dal titolare o dal responsabile. La designazione in alcuni casi appunto di questa persona è obbligatoria, quindi è obbligatoria ad esempio per le autorità e gli organismi pubblici.
per tutte quelle organizzazioni che si occupano di trattamenti che per loro natura, ambito di applicazione o finalità, richiedono un monitoraggio regolare e sistemico degli degli interessati su larga scala. Oppure per tutte quelle realtà appunto che trattano su larga scala dati personali particolari o relativi a condanne penali o a reati. Sempre per fare degli esempi concreti, sono quindi soggetti obbligati alla nomina di un DPO le compagnie di telecomunicazioni o emittenti radiotelevisive, le società di trasporti, gli istituti di credito, le assicurazioni, le società che fanno marketing mediante l'analisi di dati raccolti, le società che fanno profilazione, oppure quelle che fanno tracciamento dell'ubicazione mediante app installate su dispositivi mobili, le società che effettuano programmi di fidelizzazione, gli ospedali, le società che gestiscono telecamere a circuito chiuso e poi gli studi professionali che gestiscono dati particolari o giudiziari, nonché le camere di commercio, eccetera. Naturalmente, appunto, qualora si parli di un singolo professionista, ad esempio un singolo avvocato, la nomina non è necessaria, è stato chiarito in dei quesiti appunto posti al garante e ha risposto in senso negativo. Quali sono i compiti del DPO? Allora, sicuramente il DPO deve conoscere le diverse funzioni aziendali ed avere delle conoscenze anche legali ed informatiche, in quanto il suo compito è quello di fornire consulenza al titolare o al responsabile, dando consigli, quindi suggerimenti, adatti allo specifico contesto aziendale. Dovrà vigilare sull'applicazione concreta della normativa privacy all'interno dell'azienda, della società, organizzare ad esempio dei controlli e quindi in generale diciamo fungere da supporto al titolare del trattamento in materia di privacy. Il DPO però agisce in piena autonomia, quindi non riceve istruzioni dal titolare o dal responsabile e di conseguenza risponde del suo operato ai vertici aziendali con i quali sicuramente si deve relazionare. Quindi il DPO potrebbe avere un rapporto anche non continuativo con la realtà aziendale per la quale opera in qualità di consulente, perché ci sono delle realtà aziendali, magari piccole, che non riescono ad avere diciamo, una persona dedicata a tempo pieno a questa funzione per i costi che questo implica. Tuttavia, anche in questo caso, il DPO deve comunque comprendere e facilitare diciamo, gli obiettivi aziendali e fornire quindi dei consigli che tengano conto dello specifico contesto. Per poter dare il proprio contributo è evidente che il DPO dovrà comprendere e sorvegliare diciamo, il flusso dei dati personali all'interno dell'azienda, perché solo in questo modo potrà contribuire appunto a gestire questo flusso. E quindi dovrà sommare diciamo, sia competenze giuridiche, informatiche, che conoscere però a fondo anche la realtà aziendale appunto per la quale lavora. Quindi, riassumendo, in pratica abbiamo appunto capito che cosa sono i dati personali, abbiamo capito le varie categorie, diciamo, in cui vengono ripartiti appunto i dati, abbiamo parlato quindi del trattamento dei dati, quindi le varie forme di trattamento, e dei soggetti appunto coinvolti nel trattamento. A questo punto passiamo quindi a considerare più nel dettaglio la privacy e il cittadino, diciamo. Quindi ogni giorno noi in sostanza mettiamo a disposizione, quindi mettiamo in circolazione un sacco di informazioni anche senza rendercene conto, semplicemente usando gli strumenti informatici. Quindi se per esempio faccio una ricerca in internet per acquistare un bene di consumo, al successivo utilizzo del computer vedo che mi compare un banner in cui si pubblicizza un prodotto che avevo cercato magari il giorno prima o poco prima. Oppure se uscendo porto con me il cellulare, poi mi accorgo che il telefono riconosce i posti in cui mi sono recato e mi propone di recensire magari alcune attività commerciali in cui mi sono recato e magari anche in cui non mi sono recato, ma mi sono semplicemente avvicinato. Ecco.
O se apro ad esempio un'app per sapere come sarà il meteo, l'app sa già in sostanza dove mi trovo e quindi mi illustra in automatico il tempo di quella zona, diciamo, senza necessità che io nemmeno gli dica dove mi trovo. Per non parlare poi dei programmi di ricerca in cui c'è una funzione che viene denominata autocomplete che proprio mi completa la parola che sto digitando. Questo in base a dei dati statistici delle ricerche già effettuate. Quindi ogni persona in definitiva è diventata una sintesi di dati che lascia quotidianamente in forma consapevole o inconsapevole sugli strumenti informatici che usa. Quindi si capisce come c'è la necessità di cambiare, diciamo, la prospettiva, c'è stata la necessità di cambiare prospettiva anche nella regolamentazione della normativa del trattamento dei dati, cioè mentre in passato la legislazione sulla privacy aveva disciplinato i dati forniti consapevolmente e volontariamente dagli individui, cioè quelli comunicati per libera scelta o sulla base comunque di un obbligo originato da motivi commerciali o di pubblico interesse, con l'utilizzo sempre più capillare delle nuove tecnologie, tra la popolazione è sorta proprio la necessità di regolare anche l'utilizzo, diciamo, dei dati raccolti automaticamente dagli strumenti informatici. Pensiamo quindi ai cookie, alla domotica, agli elettrodomestici smart, al riconoscimento facciale, ai dati derivati da altri dati secondo un procedimento di analisi statistica. Quindi la nuova privacy tutela quindi il cittadino anche rispetto al trattamento dei suoi dati personali inconsapevole, stabilendo da un lato dei diritti precisi che il cittadino può far valere a tutela della sua riservatezza e dall'altro appronta degli strumenti di tutela di questi diritti. Andiamo quindi a vedere che diritti ha in pratica il cittadino, l'individuo, e quali sono quelli in particolare previsti appunto dal GDPR. Allora, sicuramente abbiamo il diritto ad esprimere il nostro consenso al trattamento ed è proprio il GDPR che ha potenziato, diciamo, questo aspetto, cioè si è concentrato molto sull'espressione, sull'esprimere il proprio consenso al trattamento. Quindi ha accentuato appunto l'importanza del consenso. Per cui possiamo appunto dire che il primo diritto del cittadino è quello di acconsentire o meno al trattamento dei dati personali che lo riguardano. Ed è molto frequente, diciamo, che ci venga richiesto di prestare il nostro consenso all'uso o alla raccolta dei nostri dati personali. Il consenso sostanzialmente ci viene chiesto continuamente, nel senso che se apriamo un'app, se vogliamo scaricare un'app, vengono sottoposti alla nostra attenzione dei pop-up che impediscono di proseguire nell'uso dell'applicazione o nella consultazione di un sito se non previo rilascio del consenso sulle condizioni d'uso dell'app o sulla normativa che riguarda i dati. Naturalmente il consenso può essere libero solo se si viene informati con un linguaggio semplice e chiaro sull'identità di chi utilizzerà i nostri dati, sulle finalità che saranno perseguite e sulle modalità con cui il trattamento avverrà. E a questa funzione informativa solve lo strumento dell'informativa privacy. Quindi se ci rivolgiamo ad un qualsiasi professionista, ci viene sempre rilasciata un'informativa in cui vengono descritte le finalità e le modalità del trattamento dei nostri dati personali, che è necessario appunto a fruire del servizio richiesto. Il diritto a che la prestazione del consenso sia tutelata. Ecco, il GDPR prevede che il consenso dell'interessato debba essere non obbligatorio e che debba essere espresso mediante un atto positivo, inequivocabile, libero e specifico. Quindi non è vincolante il mezzo, potendo essere comunicato sia in forma scritta sia mediante mezzi elettronici che anche oralmente. Quindi l'informativa può essere data in tutte e tre queste modalità. Però al fine appunto di valutare la libertà del consenso espresso dall'interessato bisognerà considerare la correlazione dei dati richiesti con la prestazione da rendere all'interessato, perché potrebbe accadere che la richiesta del consenso per l'esecuzione, ad esempio, di un contratto
sia condizionata all'autorizzazione al trattamento dati non necessari. Quindi in questi casi la libertà del consenso manifestato verrebbe meno. Se al contrario la correlazione è presente, allora la prestazione del consenso sarà l'unica strada per ottenere la prestazione che desidero ricevere. E inoltre è necessario che i dati richiesti siano adeguati, pertinenti e limitati alle finalità per le quali sono richiesti. Vi sono poi particolari categorie di dati personali per le quali vige il divieto di trattamento, salvo il caso in cui l'interessato abbia prestato il suo consenso esplicito al suddetto trattamento o il titolare debba assolvere a diritti ed obblighi specifici o debba tutelare interessi vitali o anche nel caso in cui l'interessato abbia reso di dominio pubblico questi dati. Questi dati, appunto, per i quali vige quindi il divieto in generale, diciamo, a meno che io non abbia espresso un consenso espresso, appunto, esplicito, sono i dati cosiddetti particolari, quindi dati inerenti all'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose, filosofiche, l'appartenenza sindacale, i dati genetici, biometrici e relativi alla salute o all'orientamento sessuale. Poi abbiamo appunto il diritto di accesso, che è il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che è in atto un trattamento dei nostri dati e quindi di accedere alle informazioni inerenti al trattamento stesso, ovvero conoscere per quali fini i dati sono stati utilizzati e quali dati sono stati trattati, a chi sono stati eventualmente comunicati, il periodo di tempo entro il quale i dati saranno conservati. Quindi ho sempre diritto ad avere queste informazioni. Il diritto di accesso è strettamente correlato appunto al diritto di avere conferma dal titolare del trattamento che vi sia o meno in corso un trattamento dei propri dati personali e a tal fine l'interessato potrà presentare una specifica richiesta per avere informazioni a riguardo. A questo diritto quindi del cittadino corrisponde poi il dovere del titolare del trattamento di dare riscontro a questa richiesta di informazioni e senza porre a carico del richiedente alcun onere economico, quindi e senza ritardo, o comunque con una tempistica non superiore a un mese, se non è specificato appunto, che possono poi essere prorogati a 2 nel caso di particolare complessità o elevato numero delle richieste. Però in ogni caso ho diritto di ricevere queste informazioni. Nel caso in cui il titolare appunto del trattamento non fornisca all'interessato che ne abbia fatto richiesta le informazioni che ha chiesto di avere in merito, e in merito al se e a come si stia avvenendo in pratica il trattamento dei suoi dati, l'interessato avrà sempre il diritto di proporre reclamo contro il soggetto rimasto appunto inerte o di presentare in alternativa un ricorso. E più avanti vedremo quali sono gli strumenti di tutela attraverso i quali l'interessato può far valere appunto i suoi diritti. Poi abbiamo il diritto di rettifica, quindi l'interessato ha il diritto di richiedere la rettifica o l'integrazione dei dati al titolare del trattamento quando riscontri che i suddetti siano inesatti o incompleti, e tale diritto è previsto allo scopo di evitare che l'errore possa danneggiare l'interessato o avere delle conseguenze negative, ad esempio su di lui. Poi abbiamo il diritto alla revoca del consenso, quindi l'interessato ha il diritto di revocare il consenso prestato in precedenza, in quanto la prestazione del consenso deve essere appunto libera, quindi così come la revoca, quindi non può essere condizionata in alcun modo da nessun vincolo o limite di carattere temporale o di altra natura. Naturalmente non ci potranno essere forme di disincentivo per scoraggiare la revoca da parte dell'interessato. A questo diritto, quindi al diritto di revoca, corrisponderà il dovere del titolare di informare l'interessato appunto innanzitutto che ha la facoltà di revocare il suo consenso e di recepire la sua richiesta di revoca senza ritardo. Il diritto all'oblio è invece il diritto dell'interessato a ottenere la cancellazione dei dati o delle informazioni che lo riguardano in considerazione del tempo trascorso e del venire meno della giustificazione al trattamento. Quindi la finalità principale di questo diritto è garantire che l'interessato, in conseguenza dell'uso delle tecnologie sempre più avanzate,
non vede la sua immagine compromessa da un trattamento illecito perché compiuto appunto in assenza o in violazione del consenso o perché ormai, passato appunto molto tempo, sono venute meno le finalità che a suo tempo sorreggevano il trattamento dei dati. Quindi se ad esempio ho divulgato al pubblico determinate notizie afferenti a un certo soggetto, perché ad esempio ciò era giustificato da un diritto di cronaca, non potrò ripubblicare la notizia a distanza di tempo, se non perché nuovamente è sorto un diritto all'informazione. Il diritto alla limitazione del trattamento rappresenta anch'esso una garanzia posta a tutela del cittadino. Nella maggior parte dei casi l'esercizio di questo diritto avviene quando l'interessato contesta la correttezza dei dati oggetto del trattamento, ovvero quando si ritiene che il trattamento sia avvenuto in modo illecito. Il caso ricorre anche quando la liceità del trattamento si basa sull'interesse legittimo del titolare. Quindi la liceità di un trattamento può basarsi anche sull'interesse legittimo del titolare, ma a condizione che questo interesse risulti preminente rispetto alle istanze poste dall'interessato. Quindi in attesa della valutazione del bilanciamento degli interessi da porre a confronto, l'interessato ha comunque sempre la possibilità di opporsi al trattamento e richiederne per appunto la limitazione. Quindi se per esempio il titolare del trattamento ritiene che sia un suo interesse legittimo inviare comunicazioni tecniche o commerciali ai suoi clienti, costoro avranno comunque la possibilità di richiedere ed ottenere la limitazione all'invio delle comunicazioni. Molto spesso succede che noi ad esempio ci iscriviamo ad una newsletter, si comincia a inviare comunicazioni quotidiane. A quel punto decidiamo di disiscriverci, quindi ci vogliamo disiscrivere e di solito compare un form, diciamo, che ci dice vuoi che riduciamo le comunicazioni, quindi l'intensità con cui mandiamo le comunicazioni tramite newsletter, in questo caso, non so, la vuoi con frequenza settimanale. Ecco, quindi se in quel caso io scegliessi di limitare appunto la frequenza, usufruirei appunto di questo diritto di limitazione appunto. Anche per quanto concerne il diritto quindi di limitazione del trattamento, il titolare deve dare all'interessato la possibilità di formalizzare appunto la sua istanza di limitazione e fornire un riscontro a questa richiesta. Per cui se io mi voglio appunto disiscrivere da una newsletter, di solito anche qui mi dicono la tua richiesta sarà presa in carico nell'arco di 48 ore, mettiamo. Quindi ecco, questo è un tempo considerato congruo. Poi bisogna vedere appunto se viene rispettato perché talvolta bisogna poi ripetere la richiesta. Il diritto alla portabilità dei dati è invece strettamente connesso al riconoscimento in capo al cittadino del diritto di trasmettere i propri dati in precedenza forniti a un soggetto ad un altro soggetto. Quindi l'articolo 20 del GDPR stabilisce che l'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento ed ha il diritto di trasmettere tali dati ad un altro soggetto del trattamento, senza impedimenti da parte del primo, diciamo, titolare del trattamento. E questo qualora il trattamento si basi sul consenso e nel caso in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati. Quindi si tratta di un diritto assoluto al quale il precedente titolare del trattamento non può opporsi, salvo che il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o sia connesso all'esercizio di pubblici poteri, di cui appunto è investito il titolare. Il cittadino può opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano, senza addurre particolari motivi. Caso il caso però in cui il titolare del trattamento non dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti che prevalgono su quelli dell'interessato. Quindi l'articolo 21 del GDPR stabilisce infatti che l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati che lo riguardano.
Il titolare dovrà quindi astenersi dal trattare ulteriormente i dati personali, salvo che gli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento, che prevalgono quindi sugli interessi o sui diritti o sulle libertà dell'interessato. Quindi questi sono in sostanza i diritti quindi, che l'interessato può far sempre valere e normalmente è l'informativa che enuncia appunto i diritti che l'interessato può sempre far valere. Vediamo invece quali sono gli strumenti a disposizione appunto dell'interessato per tutelare il suo diritto alla protezione dei dati personali. Il GDPR individua diverse possibilità per consentire al soggetto di tutelarsi, facendo valere appunto i suoi diritti qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia stato realizzato in violazione delle disposizioni del regolamento. Quindi, come stabilito dall'articolo 77, l'interessato ha il diritto di proporre il reclamo all'autorità di controllo. E la norma prevede quindi che, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il regolamento GDPR ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo che ogni Stato quindi va ad individuare al suo interno. Nel nostro caso, quindi nel caso dell'Italia, l'autorità di controllo è il garante per la protezione dei dati personali, quindi un'autorità amministrativa indipendente prevista e disciplinata appunto ancora nel nostro codice della privacy. E quindi il suo compito è esaminare appunto i reclami, le segnalazioni, i ricorsi proposti dai soggetti interessati che ritengano di aver subito una violazione dei propri dati personali. Quindi il reclamo è in particolare un atto circostanziato con cui l'interessato denuncia al garante una violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali che risulta disciplinato da un articolo appunto del codice della privacy. Quindi è un atto che può essere proposto senza particolari formalità, però che deve avere un contenuto ben definito, cioè deve indicare i fatti e le circostanze su cui si fonda, quindi in che cosa è consistita in sostanza la violazione, deve indicare le disposizioni di legge che si ritengono violate, le misure quindi che si richiedono, quindi ad esempio l'inibitoria, cioè il divieto di proseguire ad esempio nel trattamento o una limitazione del trattamento, e infine deve contenere gli estremi identificativi del titolare o del responsabile, se nominato o riconosciuto, e poi naturalmente i dati dell'istante, cioè di colui che presenta il reclamo. Quindi alla proposizione del reclamo può seguire una fase istruttoria da parte del garante, oppure un eventuale procedimento amministrativo, in cui possono essere adottati vari provvedimenti, quindi il blocco ad esempio del trattamento, l'adozione di misure al fine di rendere il trattamento conforme alla normativa, e il tutto è disciplinato appunto dal codice della privacy. E non sono solo gli interessati che possono presentare reclamo, ma essi possono anche avvalersi di organismi o organizzazioni o associazioni attive nel settore della protezione dei dati, ad esempio le associazioni dei consumatori, in modo che quindi queste associazioni, se ritengono che i diritti riconosciuti dal GDPR siano stati violati, magari anche per una pluralità di soggetti, agiscono o a nome di questi oppure anche in autonomia, potendo cioè attivarsi anche in assenza di un impulso specifico da parte dei diretti interessati, semplicemente perché lo ritengono una cosa da fare, quindi per tutelare i diritti di questi soggetti. Un altro strumento appunto è quello della segnalazione, cioè un atto che può essere presentato sempre di fronte al garante qualora l'interessato non abbia la possibilità di presentare un reclamo circostanziato, quindi non abbia tutti gli elementi per presentare un valido reclamo. Quindi la segnalazione è comunque uno strumento, diciamo, che prevede la necessità di riportare quindi tutti gli elementi utili al fine di consentire al garante di adottare un provvedimento,
e quindi sempre comunque in presenza di una violazione della disciplina in materia di privacy. Anche nel caso della segnalazione può seguire una fase istruttoria o un eventuale procedimento amministrativo. Un'altra possibilità è quella di presentare ricorso al garante. A differenza dei due istituti visti appena sopra, quindi segnalazione e reclamo, il ricorso consiste in un atto formale che può essere promosso solo al fine di far valere i diritti di cui all'articolo 7 del Codice della Privacy, ovvero tutti quei diritti di cui abbiamo parlato poco fa, quindi diritto di accesso, di rettifica, di cancellazione. In presenza quindi di uno qualsiasi di questi diritti è possibile presentare ricorso. Quindi naturalmente vediamo che in questo caso è bene sottolineare che non è possibile avanzare delle pretese risarcitorie dinanzi al garante. Quindi il garante potrà assumere provvedimenti di inibitoria, quindi bloccare il trattamento, limitare il trattamento, comunque agire sul titolare in modo che renda lecito il trattamento fino a quel momento illecito, però non potrà riconoscere somme di denaro a titolo di risarcimento, che quindi andranno sempre richieste all'autorità giudiziaria. Quindi vediamo invece che ecco, l'autorità giudiziaria, quindi il GDPR, riconosce in capo appunto agli interessati il diritto di proporre il reclamo giurisdizionale, che è appunto un atto proprio giudiziario, quindi di fronte all'autorità giudiziaria. Quindi in pratica in questo modo, fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o extragiudiziale che sia disponibile, compreso ad esempio appunto il diritto di proporre reclamo ad un'autorità di controllo, ogni interessato ha il diritto di proporre un ricorso giurisdizionale effettivo qualora ritenga che i diritti di cui gode a norma del presente regolamento, cioè sarebbe il GDPR, siano stati violati a seguito di un trattamento illecito. Come previsto, quindi, in questo caso, l'azione giurisdizionale dovrà essere esperita nei confronti del titolare o del responsabile del trattamento, di fronte all'autorità giurisdizionale dello Stato membro in cui il titolare o il responsabile del trattamento ha uno stabilimento. In alternativa, l'interessato potrebbe anche agire dinanzi all'autorità giurisdizionale in cui lui risiede abitualmente. Ecco, quindi ha questa duplice possibilità. Quindi questi sono, appunto, ricapitolando, gli strumenti posti a tutela dell'interessato, quindi reclamo, segnalazione e ricorso di fronte al garante e ricorso invece di fronte all'autorità giurisdizionale. E vediamo che possiamo, diciamo, autoproteggerci in sostanza, cioè la protezione dei nostri dati personali passa anche attraverso i nostri comportamenti, soprattutto con riguardo all'uso degli strumenti informatici, quindi noi stessi possiamo proteggere appunto la nostra privacy. Prendiamo ad esempio l'uso di WhatsApp, che è appunto un diffusissimo strumento di messaggistica. Allora, prendiamo ad esempio un dato che non tutti hanno piacere di rendere noto, ovvero l'ultimo accesso, cioè la data e l'ora del nostro ultimo accesso. Cosa fare? Diciamo, innanzitutto si può agire, diciamo, sul nostro dispositivo, quindi è possibile accedere alla voce impostazioni, da lì andare in account, privacy, ultimo accesso, a quel punto scegliamo l'opzione nessuno. Quindi da questo momento in poi nasconderemo la data e l'ora del nostro ultimo accesso. Potremmo scegliere anche una via intermedia, cioè lasciarlo visibile solo ai contatti, cioè a coloro che fanno parte dei nostri contatti. Oppure, se non ci interessa, diciamo, rendere noto, se non abbiamo problemi a rendere noto il nostro ultimo accesso, selezioniamo a tutti e in questo modo chiaramente questo dato sarà accessibile a tutti. Poi un'altra cosa che possiamo non voler rendere visibile agli altri è far sapere se abbiamo o meno letto il loro messaggio, il cosiddetto sistema, diciamo, della doppia spunta blu.
Cioè WhatsApp prevede che alla lettura del messaggio da parte del destinatario compaia una doppia spunta blu accanto al messaggio. Non tutti però appunto hanno piacere di dare questa informazione al mittente, per cui è utile sapere che è possibile appunto disattivare questa opzione direttamente all'interno del nostro telefono. Quindi si va in impostazioni, account, privacy, conferme di lettura no, quindi non diamo conferme di lettura. Naturalmente bisogna sapere che bisogna essere consapevoli del fatto che disattivando l'opzione per gli altri la disattiviamo anche rispetto ai messaggi che inviamo noi, quindi da quel momento non avremo neanche noi conferme di lettura altrui, diciamo. Possiamo anche però mantenere la doppia spunta blu attiva e leggere in pratica i messaggi attivando l'opzione delle notifiche a comparsa, cioè una sorta di anteprima del messaggio che ne consente la lettura senza che si generi alcuna spunta di conferma di lettura. Quindi a quel punto il messaggio arriva, rimane in primo piano, diciamo, sul nostro telefono senza che noi lo leggiamo, diciamo, dall'app. In questo modo, diciamo, l'unica pecca può essere il fatto che naturalmente a seconda di dove posizioniamo il nostro telefono, se abbiamo attiva la funzione notifica comparsa, chiunque si trovi vicino al telefono può naturalmente leggere i nostri messaggi perché risultano a quel punto visibili subito. Poi possiamo anche agire, ad esempio, cioè nascondere la nostra posizione agli IPS. Quindi è chiaro che possiamo o meno avere attivo la funzione GPS, cioè di localizzazione. E quindi anche in questo caso è meglio andare a controllare, diciamo, che impostazione abbiamo sul telefono. Quindi lo possiamo fare andando in impostazioni, quindi sicurezza e posizione, e vedere a che punto è la geolocalizzazione, cioè se è attiva o meno. Naturalmente disattivandola, da quel momento in poi non renderemo più nota la nostra posizione geografica. Forse appunto non tutti conoscono invece la possibilità di spedire tramite WhatsApp dei messaggi a tempo, cioè dei messaggi che hanno la caratteristica di autodistruggersi dopo un certo periodo di tempo, che può essere di 24 ore, di 7 giorni, di 90 giorni, e questi sono chiamati appunto messaggi effimeri. Questa tipologia di messaggio è consigliabile ad esempio quando noi spediamo dei documenti, come ad esempio può essere una foto ad esempio della nostra carta d'identità o del nostro codice fiscale o comunque qualcosa di particolarmente delicato che vogliamo sì comunicare al mittente, però facendo in modo che non si mantenga, diciamo, a tempo indeterminato nel suo telefono. Quindi in questo modo col messaggio effimero ne determiniamo l'autodistruzione, se vogliamo, anche in 24 ore. Quindi il mittente scrive il suo messaggio normalmente, poi va a toccare, diciamo, il nome in alto a sinistra del destinatario, a quel punto sceglie appunto l'opzione messaggi effimeri sì, potendo scegliere dopo quanto tempo programmare l'autodistruzione del messaggio. E è vero che comunque anche con questo sistema nulla impedisce al mittente di salvare sul suo dispositivo l'immagine, ad esempio il video che noi mandiamo. Però siccome comunque non è detto che il destinatario sappia che quello è un messaggio a tempo e quindi è necessario salvarlo, probabilmente non lo farà e quindi il messaggio si autodistruggerà nel tempo che noi desideriamo, insomma. Quindi ci sono tutti questi accorgimenti, diciamo, che ci fanno proteggere da soli, insomma, da determinate sì, opzioni che invece sono di default, diciamo, attive nei nostri telefoni. Tra l'altro, appunto, è allo studio un aggiornamento, diciamo, di WhatsApp che consentirà presto, appunto, di nascondere in maniera selettiva i dettagli che sono ad esempio il nostro ultimo accesso, la foto del profilo e la sezione info, quindi consentendo la visione solo a contatti specifici. Al momento però non mi risulta che ancora questa possibilità ci sia, è un'opzione appunto ancora in fase di testaggio.
Oltre a questi accorgimenti che possiamo appunto mettere in atto noi stessi, è utile fare riferimento ai suggerimenti che lo stesso garante per la protezione dei dati personali ha dare sul proprio sito, per evitare ai cittadini di rimanere vittime inconsapevoli dell'uso improprio degli strumenti informatici. In particolare il garante sta ora puntando il dito, diciamo, rispetto a quelle app che scarichiamo su alcune app, diciamo, che scarichiamo sul nostro smartphone. Cioè i cittadini, a giudizio del garante, devono prestare molta attenzione alle app che scaricano sui loro smartphone, perché spesso al momento del download le app chiedono l'autorizzazione ad accedere ai nostri dati, alla galleria fotografica e in taluni casi al nostro microfono. Ed è in particolare su questo, diciamo, che al momento si sta concentrando l'attenzione del garante. Cioè, ultimamente una delle minacce principali per la privacy sembra essere rappresentata da tutte quelle app che fanno un uso del microfono integrato nello smartphone per raccogliere informazioni che poi rivendono illecitamente a società che effettuano proposte commerciali e quindi ovviamente a scapito dell'interessato. E non è appunto raro ritrovare sul nostro telefono dei messaggi pubblicitari, spesso sotto forma di spam via email, riguardanti prodotti o servizi strettamente correlati ad argomenti di cui si è parlato a voce alta, solo magari pochi giorni prima o poco tempo prima. Quindi quando si installa una nuova app, a volte appunto ci viene richiesto di prestare il consenso all'utilizzo del microfono e molte app spesso richiedono questa autorizzazione ponendola come un obbligo, quindi se voglio scaricare il programma devo per forza dare l'autorizzazione all'uso del mio microfono. Magari accetto questa richiesta, diciamo, di autorizzazione senza pensarci troppo perché sono focalizzato piuttosto sul fatto di ottenere, di effettuare il download dell'app che mi interessa. Però ci sono state appunto molte segnalazioni al garante e c'è stato anche proprio un servizio televisivo sul programma Striscia la Notizia che si intitolava Come difendersi dalle spie sul telefono, che ha segnalato in pratica come una pluralità di utenti abbiano fatto presente che come fosse sufficiente pronunciare delle parole legate alle proprie preferenze personali, per dire i viaggi, tema, non so, automobile, cosmetici, offerte assicurative, eccetera, per vedersi recapitare poi sullo smartphone dei messaggi pubblicitari a tema, quindi in base a quello che di cui avevano parlato magari con degli amici o comunque alla presenza del telefono. Ed è al fine quindi di arginare questo fenomeno e di limitare i rischi che sono più che altro legati alla rivendita appunto dei dati, diciamo, che il garante ha avviato un'istruttoria che prevede appunto l'analisi approfondita di tutta una serie di applicazioni per smartphone, tra le più scaricate, verificando l'informativa innanzitutto resa agli utenti, e se fosse un'informativa chiara, trasparente, e se effettivamente fosse stato acquisito il consenso e quindi l'autorizzazione a fare uso del microfono. Quindi da questa indagine al momento che è in corso è comunque risultato che ad esempio WhatsApp o Messenger non rivendono a terzi i dati che raccolgono anche a mezzo, mettiamo, del microfono. Quindi non bisogna entrare, diciamo, nel panico, non tutte le app chiaramente fanno questi trattamenti, diciamo, in violazione della normativa. Però diciamo che anche noi possiamo controllare cosa avviene nel sistema operativo del nostro smartphone. Quindi per verificare se per caso abbiamo dato delle autorizzazioni di cui non ci siamo magari neanche resi conto, anche qui è necessario entrare appunto nell'app innanzitutto, o comunque entrare nelle impostazioni del telefono e scegliere la voce app e verificare per ciascuna app scaricata le autorizzazioni che abbiamo concesso. Qualora si noti la presenza appunto di app non autorizzate volontariamente o consapevolmente all'uso del microfono,
È possibile selezionarle e quindi modificare l'autorizzazione in senso negativo, cioè dare il proprio diniego. Quindi può essere che magari lo scaricamento dell'app richieda di dare l'autorizzazione, quindi noi ci convinciamo, la diamo, a quel punto scarichiamo l'app e poi però possiamo negare l'uso del microfono e tuttavia continuiamo, diciamo, a poter fruire dell'app, a meno che naturalmente proprio il microfono non sia un elemento fondamentale per l'uso dell'app, per cui allora in quel caso sì, ovviamente non possiamo agire, diciamo, sul telefono. Sarebbe bene fare la stessa verifica, diciamo, anche per vedere che autorizzazione abbiamo dato all'accesso alla nostra fotocamera oppure ai servizi di geolocalizzazione. In ogni caso, appunto, il garante ha pubblicato una serie di best practice, quindi di consigli in pratica, che possono tutelare il cittadino contro queste violazioni della privacy. In primo luogo, secondo il garante, la cosa migliore da fare è limitare per quanto possibile il numero di applicazioni installate sullo smartphone, selezionando quindi solo quelle che sono veramente utili e che noi usiamo ogni giorno. Perché più numerose sono le nostre app, più elevata sarà la mole intanto dei dati che raccolgono e trattano e quindi potenzialmente maggiore sarà appunto il rischio di incappare in delle violazioni dei trattamenti. Le applicazioni per smartphone possono quindi richiedere l'autorizzazione per accedere a varie funzionalità, abbiamo detto quindi telecamera, galleria fotografica, microfono, GPS, però anche rubrica, ad esempio calendario, eccetera. Quindi prima di accettare queste condizioni, il garante suggerisce di chiederci proprio se questi accessi secondo noi sono indispensabili all'uso di quel tipo di app oppure se anche pensandoci, diciamo, ci sembrano inutili, quindi superflue per quello che ci dovrà fornire l'app. Qualora invece naturalmente si scelga insomma, di concedere all'app l'accesso ad alcune funzionalità presenti nel dispositivo mobile e ai dati che esso contiene, è caldamente consigliato leggere preventivamente con estrema attenzione l'informativa sul trattamento dei dati personali, in modo da conoscere in anticipo quali e quanti dati potranno essere raccolti, così come le modalità di utilizzo e il relativo fine. Perché molto spesso appunto le stesse applicazioni che raccolgono queste informazioni per poi rivenderle a società terze, per effettuare proposte commerciali esplicitano chiaramente diciamo, questa loro attività e lo dicono quindi nell'informativa, quindi da quella vediamo subito se lo fanno o meno. Qualora sia già stato prestato appunto il consenso e quindi si sia autorizzata l'applicazione ad accedere alle funzionalità o ai dati del nostro smartphone, abbiamo visto come sia possibile appunto disattivare il tutto in qualsiasi momento. Quindi il garante suggerisce, diciamo, in questi casi se uno non gradisce, diciamo, queste operazioni, di disattivarle direttamente dallo smartphone, e scegliendo quindi di mantenere attive solo le autorizzazioni legate alle applicazioni per le quali sono indispensabili. E quindi il garante appunto ha cercato in pratica attraverso questi suggerimenti, questi consigli, di mettere in allerta diciamo, gli utilizzatori ed ha al contempo avviato appunto delle verifiche, per cui le verifiche hanno portato ad escludere abusi da parte di grandi di app, cioè molto conosciute, molto utilizzate come WhatsApp Messenger, e ha invece fatto emergere come siano le app più, cioè meno conosciute o comunque ad esempio quelle relative ai giochi, eccetera, quindi delle app un po' più ambigue, e sono quelle che magari risultano essere quelle appunto che compiono delle violazioni. Quindi l'uso della tecnologia, appunto, dobbiamo renderci conto, prevede, implica numerosi vantaggi, però anche alcuni rischi dai quali però ci possiamo appunto difendere, quindi sia autonomamente sia attraverso la normativa appunto e quindi gli strumenti di tutela che la normativa pone a nostra tutela.
Ecco, io avrei concluso e vediamo se riesco a tornare visibile. Bene, allora intanto grazie Laura per la panoramica, diciamo, di questa prima parte, che domani andremo a sviluppare ulteriormente. E provo a fare interrompi condivisione. Vediamo Dovresti avere interrompi condivisione. Se avete delle domande, i partecipanti, potete anche aprire il microfono. Perfetto, si è interrotta. Potete aprire, ecco, c'è Sara che ha la mano alzata. Ecco, eccoti qua. Buonasera. Allora, avevo un paio di domande. Allora, per quanto riguarda i professionisti che lavorano da soli, autonomamente, nessun tipo di professionista avrebbe bisogno di quel modulo di privacy per i clienti? Allora, il professionista, a seconda naturalmente del lavoro che fa, ma in genere chiunque abbia una partita IVA ed effettua trattamento dei dati deve munirsi di un'informativa da sottoporre ai suoi clienti. Naturalmente questa informativa è appunto un'informativa, cioè non implica la firma da parte del cliente. Quindi volendo è chiaro che l'informativa, come avevo detto, può essere anche orale, però siccome devo dimostrare di aver reso l'informativa, se io ad esempio ricevo un cliente da sola, non ho modo di dimostrarlo, quindi consiglio appunto di farlo per iscritto, far firmare per presa visione e quindi io sono in grado di dimostrare di aver reso l'informativa al cliente. Quindi normalmente si fa così. Se poi naturalmente tratto dei dati che invece richiedono il consenso espresso del cliente, allora non solo devo fare l'informativa, devo anche acquisire da lui il consenso al trattamento e quindi lo farò con un altro modulo che deve essere in questo caso sì firmato e non solo per presa visione ma firmato per accettazione. Quindi se ho capito bene la domanda. Posso spiegarvi meglio? Grazie, sì, intanto. Però, allora, nel caso mio, io sto iniziando a insegnare danza online, però. E ovviamente la gente mi fa un bonifico, devo fatturare, avrei bisogno di codice fiscale, queste cose. E lo faccio autonomamente, quindi non tramite un'associazione o scuola di danza o nient'altro. Io e il cliente è online. In questo caso io ho bisogno di un modulo per la privacy e poi ovviamente devo mandare il link per loro devono collegarsi su Zoom, per esempio, oppure... Se lei avesse ad esempio un sito internet, no? Adesso non so come fanno le persone, diciamo, ad iscriversi, no, al corso online, però nel momento in cui loro si iscrivono, lei dovrebbe rendere disponibile, cioè visibile, un link al quale ha appunto associato l'informativa e magari una casella nella quale... Non ho un sito però, non ho un sito. Ma neanche una pagina Facebook, ad esempio? Niente, no. E come fanno allora le persone ad iscriversi? Allora, loro mi contattano o via mail oppure via il mio numero di telefono, che cioè, il numero non è tanto alto, ho iniziato da poco, quindi passaparola o vedono, perché comunque ci sono associazioni di danza che passaparola più che altro. Se lei comunque acquisisce diciamo, l'iscrizione via email, a quel punto potrebbe mandare nella mail in cui ad esempio conferma l'avvenuta iscrizione un file con l'informativa privacy. Sì. Quindi non serve una firma da parte di loro, solo un'informativa. No, perché a questo punto lei comunque con la mail e magari deve dare, cioè fare in modo che l'altro le dia la conferma di lettura, quindi conservando la conferma di lettura ha già un minimo insomma di prova per poter dire io l'informativa l'ho resa, ecco. Perché nel suo caso, certo, e voi quindi siete, la lezione diciamo è individuale o di gruppo?
Allora, sia individuale che di gruppo, entrambi. Ecco, perché se è individuale, allora lì in quel caso il cliente, diciamo l'utente, se è individuale, alla fine viene visto solo da lei, no? E vi vedete, no? Reciprocamente, insomma, è quasi implicito il consenso. Non c'è la necessità di rendere un'informativa riguardo all'uso dell'immagine. Ma se Sì. invece siete in gruppo ed effettivamente vi vedete reciprocamente, mettiamo in 10, ecco, lei dovrebbe anche acquisire l'autorizzazione al trattamento, no, dell'immagine, perché una persona risulta visibile anche alle altre, ecco. Ed è una cosa chiara, cioè una cosa implicita, insomma, è naturale che sia così, insomma, perché il corso prevede questo, insomma, vero? Quindi non c'è problema, insomma, voglio dire. Però l'informativa dovrebbe dirlo, insomma, dovrebbe renderlo noto, ecco, sì. Ok, grazie. Poi l'altra domanda, la mia professione principale è una terapista e lavoro con i bambini. E anche qua non ho una segretaria, lavoro da solissima e quindi anche qua sinceramente non ho mai chiesto, non ho mai dato un'informativa, niente ai genitori. Serve? Sì, perché quindi lei Perché è ha una minori, professionista che lavora da sola. lei ha eh, dei minori, cioè come i bambini sono hanno meno di 18 anni. Sì, 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 bambini, sì, sì. sì, Però bambini. allora questa professione lei la svolge in presenza, diciamo. Sì, Sì, ecco. Sicuramente sì, perché lei avrà, immagino, sicuramente no, dovrà emettere delle fatture comunque, quindi sì, dovrà specificare nella fattura, ad esempio, non lo so, a seconda della voce che lei sceglie, comunque metterà dei nomi, dei cognomi, e dovrà sì. mettere dei codici fiscali, eccetera. Quindi anche in quel caso lì sì, ci vuole sicuramente l'informativa. Quindi Ok. quello sì. Quindi anche qua informativa e non un modulo da firmare. E qui, allora, siccome tra l'altro lei ha dei minori, naturalmente l'informativa viene resa ai genitori dei minori, i Mhm. quali quindi la recepiscono a nome dei loro figli. Ecco. Ok. Poi dipende dall'attività che viene svolta all'interno sì, non so, del centro, quello che è, e quindi i È un bambini tra di studio loro privato, un studio privato. uno studio privato e lei riceve un gruppo di bambini o Uno alla volta, uno alla individualmente. volta Su sempre? Vabbè. appuntamento, sì. Ok, allora è sempre da dare l'informativa, però chiaramente essendo uno alla volta, sì, non... Ovviamente in sala di attesa si incontrano, te la sì, dicono di loro, ma sì, certo. Quello non è ancora a più... volte fanno anche amicizia, per quello io non posso preparare un modulo. Certo, certo, infatti. Grazie. Un'altra domanda, poi, allora, lavoravo in una struttura sanitaria privata e convenzionata, che immagino che hanno più o meno cioè, hanno le norme simili tutti più o meno. Sì. Allora, e volevamo pubblicare un studio, un caso studio su un unico paziente. E io ho chiesto prima di partire alla pubblicazione, cioè sto parlando di una pubblicazione in un giornale scientifico di un Ok. paziente particolare. E ho chiesto il direttore scientifico se ho l'autorizzazione per questa pubblicazione, Sì. perché io sarei stata poi l'autore responsabile di questo articolo. E lei non sapeva, tra l'altro, poi si è informata da altre persone nella struttura che non so chi siano e mi hanno mandato semplicemente una riga, una mail ehm, che gli operatori hanno già l'autorizzazione per questa pubblicazione. È sufficiente per me, perché non vorrei assolutamente rischiare qualcosa, è sufficiente per me una mail così da parte di una persona che non so neanche chi sia, oppure devo chiedere proprio una mail ufficiale o una lettera ufficiale per questa autorizzazione? Allora, per tutela è meglio che ci sia una persona con nome e cognome e con tutti i dati che a nome della struttura dice non c'è nessun problema a procedere appunto con questa
rendere noto questo caso studio. Ecco. Però è sufficiente che sia una mail anche non ufficiale, Sì, però una mail. sì, può essere una mail, basta che sia però con nome e cognome di una persona che si firma, cioè di solito magari scrivono no, per quello che è il nome della struttura e sotto proprio nome e cognome di Sì. chi è la persona che parla, insomma, perché non basterebbe scritto, non so, la segreteria, ad esempio, per dire. Sì, sì. No, sarebbe uno dei direttori, ma non ho capito il nome, però sì, chiedo. Perché in realtà quando appunto la pubblicazione è un caso studio, cioè c'è una particolare normativa in pratica che dice appunto che si può procedere in pratica perché non è una pubblicazione che ha uno scopo commerciale, ecco, ma ha uno scopo didattico oppure di studio, di approfondimento, di ricerca, quindi sicuramente è possibile, ecco, quindi normalmente. È vero che se magari la ricerca implica, non so, ci sono delle foto anche qua di minori. No, niente foto, no. niente esami di laboratori, niente di questo tipo. E niente nomi neanche allora? O la No, persona... nome no, però l'età e patologia, descrizione del caso clinico. Ok, Senza no, foto, senza esami di genetica, di questo tipo, niente, no. ok, no, allora se la persona non è identificata o identificabile non c'è nessun problema, perché a quel punto là non c'è proprio, non è un dato personale, ecco, cioè perché il trattamento deve essere di un dato personale, inteso come un dato che è ricollegato a una persona, quindi a un nome, un cognome, oppure ad una immagine, perché la mia immagine mi identifica. Quindi, Sì. sì. Però se è formulato in questo modo, quindi come in modo generico, non ci sono problemi. Allora, sì, ho chiesto questa domanda perché la maggior parte, quasi tutti i giornali scientifici specificano nel caso studio che devi avere il consenso nel caso dei minori, del genitore o la persona che legalmente, cioè il responsabile legale di quel minore. Però in caso di questo istituto, io praticamente mi hanno detto che non mi serve un consenso del genitore, ce l'ho già il consenso. Certo, Questo che dipende, chiedo. dipende tutto da come è formulato il testo, appunto. Cioè, perché appunto anch'io ho avuto dei casi in cui appunto era sotto questo problema riguardo ad un caso studio e lì c'era materiale fotografico, c'erano nomi e c'erano cognomi e quindi quello è un discorso. Ma se invece parlo di soggetti non identificati o non identificabili, in realtà non devo né fare informative né acquisire consensi, ecco. Sì, poi qua entra anche nella questione di me come un operatore lì usando i dati privati, usando i dati di un utente, capito? Certo. Ci sono due questioni, tutela mia non come chi pubblica la ricerca, ma anche come un operatore che ha accesso ad un archivio di dati clinici. Certo, ma lei forse in quel caso là avrà avuto un'informativa a sua volta dal suo datore di lavoro, diciamo, o no? Sì, come operatore sì, ma non Sì. come chi vuole pubblicare un articolo. In questo modo no. Ecco. Sì, bisognerebbe vedere insomma concretamente sì, i documenti, insomma le cose, ecco, è un po' difficile, ma all'incirca diciamo questa è la situazione. Grazie mille. Nulla. Bene, grazie Sara per gli spunti interessanti. Abbiamo anche Clara che ha la mano alzata e poi Patrizia. Quindi inviterei prima Clara ad aprire il microfono. Ok, eccomi. Buonasera. Buonasera. Allora, io chiedo, sono guida turistica. Quando pertanto vendo un servizio a tanti singoli turisti, miei clienti, a cui poi faccio la fattura, devo dare anche a loro una sorta di questa informativa sulla privacy? Sì, Prima domanda. sì. Perché mi sono sentita chiamata in causa in quanto anch'io sono possessore di partita IVA e Certo. chiedo dati. E poi
La seconda domanda sono le fotografie che vengono sempre fatte durante i tour, anche tra persone tra di loro, ma che sono sconosciuti. Certo, sì, allora sicuramente chiunque in pratica abbia una partita IVA e tratti dei dati, che il trattamento abbiamo visto è talmente ampio come concetto che quindi è qualsiasi cosa, quindi naturalmente sempre di dati, quindi nomi, cognomi codici fiscali. Questo è sufficiente per parlare di trattamento, quindi sicuramente per essere in regola uno deve dire i suoi dati, sì, magari è un'informativa molto stringata, non occorre articolarla, diciamo, in modo molto ampio perché il trattamento si riduce a poca cosa. Comunque è Però dovuto, ecco, cioè, insomma. soprattutto quando prenotano e pagano online, a quel punto Sì. sì, e allora basterebbe nella mail di conferma aggiungere la riga stringata. Sì, sì, certo, bisognerebbe prevedere se la prenotazione avviene online con tutta una serie di passaggi, c'è un momento in cui io devo inserire il link all'informativa privacy e prevedere una spunta, quindi un tick che viene inserito in modo da poter io poi dire, ecco la persona, gli ho dato l'informativa, questo mi ha detto che l'ha vista, quindi ha preso visione e da lì lui va avanti, diciamo, nel procedimento poi di iscrizione all'evento, eccetera. Sì. Ci sono dei modelli standard di cui lei mi possa dire, perché io non è uno scaricato da Google invalido, ma è uno valido. Allora, in realtà non si può dire perché è chiaro che su internet ce ne sono a milioni, no? Quindi, però è chiaro che una persona qualsiasi poter dire, ecco, questa informativa va bene a me, e capisco che fa difficoltà perché in realtà è un documento che dovrebbe essere fatto da un professionista per poterlo poi cioè rapportare alla realtà, nel suo caso guida turistica, cioè deve essere una cosa personalizzata, insomma, perché sennò magari può rischiare, ecco, di trovarci dentro delle cose in più che non la riguardano come professionista e che quindi non c'entrano niente in sostanza, ecco. Per carità, dopo uno sì, fa come vuole, insomma, però in Però è teoria fondamentale farlo, ok. sì. E invece le foto, Le io ogni tanto foto, mi accorgo che nel gruppo c'è la persona che fotografa anche gli altri. ecco, no, potrebbe essere sempre utile, ad esempio nell'informativa, dire qualcosa al riguardo, nel senso se le foto sono fatte tra di loro e lei non c'entra niente, quindi non è che fate, non so, lei potrebbe proporre a tutti i partecipanti, dai, facciamo una foto di gruppo, no? Che poi la mettiamo sul mio sito, non lo so, ecco. Giusto. Se lei facesse questo, naturalmente qui dovrebbe proprio acquisire una liberatoria fotografica, quindi dire nell'informativa, dare la possibilità, cioè nell'informativa alle persone di dare il loro consenso o meno e quindi è chiaro che nel momento foto di gruppo quelli che non hanno dato il consenso si mettono a lato, diciamo, e vengono esclusi, no, dalla foto. E questo è un conto, quindi sicuramente se lei facesse questo lo dovrebbe dire nell'informativa e acquisire anche la liberatoria fotografica. Se invece sono le persone che in autonomia con i loro cellulari si fotografano, ecco, magari varrebbe la pena dire nell'informativa, ricordatevi che le foto da voi fatte nel corso appunto dell'evento, necessitano dell'acquisizione del consenso delle persone riprese. Perché se ad esempio nel gruppo ci fossero anche ad esempio dei bambini, dei minori, Esatto. e dopo la persona, cioè il genitore che non ha dato nessuna liberatoria, si vede il figlio pubblicato senza il Si suo arrabbia consenso, con me, esatto. magari potrebbe sì richiamare, quindi è bene che magari lei richiami l'attenzione su questo punto, di modo da poi essere tranquilla, diciamo che qualsiasi cosa succeda rientra nell'ambito della responsabilità individuale, insomma, quindi Ok, ognuno esatto. sarà libero poi di vedersela con Ok, grazie. niente.
Grazie Clara. Prima di dare la parola a Patrizia, sempre in tema di informative e liberatorie, c'era il commento che aveva messo Michela, mi sembrava collegato, quindi lo vorrei anticipare adesso, e diceva, quindi anche un consulente in marketing deve dare un'informativa sulla privacy ai clienti, dovendo trattare solo dati di pagamento? Questo è il quesito. Sì, perché i dati di pagamento, anche quelli, adesso non so di quali dati parliamo, però se io ho ad esempio un IBAN lo tratto, quindi non so perché, per quale motivo, comunque tutto quello che è un libero professionista, qualsiasi sia la sua attività, in pratica avrà sempre da fare trattamenti con dati personali, quindi per quanto poco sicuramente l'informativa va fatta, ecco. Sì, grazie. Comunque sono Michela e avevo avuto risposta con la guida turistica di prima, Okay. che bene o male rientrava Rientrava un nella po' casistica generale. Grazie. Bene. Però è un punto che abbiamo, diciamo, rimarcato perché credo che sia un'esigenza davvero abbastanza generalizzata. Bene, bene, grazie. Patrizia, prego, microfono. Scusa, posso fare una domanda anch'io? Un attimo, c'è un'interferenza, scusate? Volevo fare una domanda, Joanna. Facciamo uno alla volta. Prima andrei nell'ordine delle mani alzate. Ecco qua, ho tolto il rimbombo. Allora facciamo un attimo nell'ordine delle mani alzate. Prima Patrizia, poi Anna Maria. Perfetto. Grazie. Ok, buonasera. Io volevo fare questa domanda. Nel mio lavoro commerciale, cioè di invio di email commerciali, quindi informazioni dove io vado a richiedere a dei direttori o responsabili informazioni che riguardano quotazioni, prezzi, scontistiche riferite a quel particolare marchio o società. Vedo che spesso loro mi rispondono dicendo quelle 2 righe, non le cito testualmente che non me le ricordo, queste informazioni o notifiche vengono inviate allo stretto nominativo intestatario di questo indirizzo. Quindi ecco, in quel caso lì, se io dovessi, per esempio, ho un collaboratore inoltrare quella mail per dire fammi la lettera, raccogli dentro i dati, la conferma di questa cosa qui, io devo comunque informare il mittente e dire che sto inoltrando la sua mail che era strettamente indirizzata a me? No, nel senso quella dicitura di cui lei parla è una dicitura che viene messa quando per pararsi, diciamo, dai casi in cui l'email vada a finire a quello che non era il destinatario. Quindi Ok. magari ha inserito, non so, di fretta, no, l'indirizzo email ad una persona sbagliata, quindi il documento va ad una persona che non era il destinatario e gli viene detto a questa persona: guardi che questa non è una comunicazione, cioè una comunicazione in pratica riservata, se non è a lei diretta la Ok, nel senso di errore di indirizzo, non nel senso che non farmi girare questa cosa ad altre persone. Sicuramente può essere che le altre persone, appunto, cioè lei ovviamente avendo una sua organizzazione interna, per forza si deve avvalere di collaboratori, no, a cui far fare dell'attività, quindi un impiegato che le fa un'email, le prepara il testo, quello per lei è un incaricato del trattamento, al quale quindi avrà fatto anche l'informativa come incaricato, cioè questo incaricato dovrà sapere che il compito che gli viene dato è coperto da riservatezza, perché comunque cioè, chiaramente l'attenzione dell'incaricato deve essere richiamata su questo aspetto. E chi invece è il mittente non può pretendere che io non comunichi ai miei dipendenti o collaboratori. Chiaramente, cioè io li devo richiamare i miei collaboratori alla riservatezza più assoluta, però ho bisogno dei miei collaboratori per fare la mia attività, per cui non mi si può vietare, diciamo, di inoltrare. della mia Quindi io devo, scusi, è sempre quella che abbiamo detto prima, l'informativa nella mia email di contatto quando vado a fare le mie richieste, gliela mando subito così lui la legge e sa già che cosa va incontro, insomma. Sì, sicuramente, adesso appunto dipende tutto dalla sua attività, no? Okay.
strutturata, comunque chiunque sia un suo cliente deve avere l'informativa nella quale gli si spiega tutto, insomma. Certo. Ok, va bene, grazie. Di nulla. Grazie Patrizia e passiamo la parola ad Anna Maria. Grazie, scusate per prima. Allora, la mia domanda è, mi capita spesso di fare delle fotografie durante manifestazioni, quindi all'aperto, e chiaramente non è che si può chiedere l'informativa a chi è lì come pubblico che guarda, no? Mi chiedevo, le foto delle persone, soprattutto quelle dei bambini, si possono pubblicare essendo sul luogo pubblico, oppure rimane sempre che non bisogna esporre? Non so, per esempio, sfilate di carnevale, ecco, buttiamola lì. Laura il microfono cortesemente. Laura il microfono cortesemente. Mi sentite adesso? Sì. Ottimo. Ok, spero di aver sentito bene perché mi è andato via l'audio per un po'. Non ho capito l'attività della signora professionale quale sia, perché questo incide, nel senso, sicuramente dipende anche dall'evento. Mi sente? Sì. Sì, ecco, perché allora lei mi parlava di eventi, cioè organizzati da lei, da voi come, non so, associazioni o un evento... No, eventi pubblici, manifestazioni, che so, sfilate, cose del genere. Mi capita di fare delle fotografie, io sono una fotografa amatoriale, quindi non professionista, che però pubblico poi le foto che faccio magari su Facebook, su gruppi locali e cose del genere. Sì, allora normalmente appunto il principio è questo. Allora, chiaro che se lei fosse una fotografa professionista la questione sarebbe diversa perché magari come giornalista, voglio dire, lei ha un diritto di cronaca, no? Nel senso deve poter rendere noto cosa è successo in quella manifestazione e lo fa anche attraverso lo scatto fotografico. Poi questo viene pubblicato e quindi non c'è problema. Invece il fotografo amatoriale, appunto, in realtà lui non è che, cioè lo fa magari perché lo mette sul suo profilo, perché vuol far vedere comunque la foto come è venuta bene, eccetera, eccetera. Però se la persona, diciamo, che viene ritratta nella foto è ad esempio in primo piano, sicuramente lei dovrebbe comunque acquisire la liberatoria praticamente fotografica. Dovrebbe adottare semmai dei sistemi per sfocare il viso oppure tenere non in primo piano la persona o prenderla di profilo o in qualche altro modo, insomma, diciamo, perché se no effettivamente poi pubblicata così, cioè non possiamo dire che lei sta esercitando un diritto di cronaca, ecco, è diverso, quindi mentre il giornalista, voglio dire, sul giornale può anche prendere una persona e pubblicare la foto, voglio dire, così come viene, perché in fondo la persona si trova, si dice, in un contesto pubblico. Sì, è vero, però cioè un conto è vedere, no? Ad esempio, non lo so, Rai 1 che i cui operatori girano, io faccio parte del pubblico, so che quella manifestazione è filmata, no? Dai mezzi di informazione e quindi ne sono consapevole. E un conto invece è girare nella folla, non mi accorgo che c'era una persona, diciamo qualsiasi, no? che fa foto e poi mi trovo sul profilo di questa persona, no? Pubblicato. Ecco. Quindi diciamo che in generale per fare foto bisognerebbe sempre acquisire il consenso della persona, perché purtroppo è così, anch'io perché facevo parte anch'io di un'associazione, diciamo, fotografica e quindi è così. Per quanto riguarda poi i minori, è ancora peggio, diciamo, perché lì dovrei addirittura acquisire la liberatoria dei loro genitori.
Quindi come consiglio direi che o si adottano delle forme, diciamo, oppure si chiede anche, il consenso può essere anche, voglio dire, verbale. È chiaro che poi è difficile dimostrarlo, però quantomeno sì, avrò un elemento per dire, per proteggermi, nel senso che è difficile che una persona a cui io ho chiesto, scusi, io vorrei fare una foto, le dispiace, non so se prendo anche lei nell'inquadratura, no? Allora, chiaro che se uno mi dice sì, insomma, credo che sia, la situazione sia abbastanza tranquilla, nel senso difficile che poi la persona mi faccia problemi poi successivamente. Diversamente vado incontro magari al rischio che effettivamente la persona si risenta della cosa, ecco. Quindi non è il fatto che sia, sì, il luogo pubblico, è vero, però in realtà la foto deve essere sempre collegata ad una funzione ben precisa, quindi o la cronaca o un altro tipo di documentazione, o sì. Chiaro, potrebbe essere ecco, una foto per uso personale, cioè se lei facesse la foto e non la pubblicasse su un social, allora sì, lì potrebbe tenersela, l'ha fatta per suo gusto personale, d'accordo. Ma se lei la pubblica non ha più, diciamo, l'esimente, diciamo, di nessun, appunto, un diritto di cronaca, un diritto ci sono varie, diciamo, casistiche che legittimano all'acquisizione del documento fotografico, ecco, ma in questo caso non ce ne sarebbe nessuna, ecco. Certo, molto chiaro. Però io ho un dubbio. Se il soggetto non sono le persone, lasciamo stare i bambini, insomma, ma le persone in generale, nel senso che io ipotizziamo, fotografo un raduno di automobili, no? Sì. Sullo sfondo ci sono tot persone che io non posso andare a chiedere, posso pubblicare la foto. Sì. In questo caso, in quel caso potrebbe, perché se sono sullo sfondo e quindi sono in lontananza, diciamo, cioè il soggetto della foto sono le auto, per dire, ecco, e non la persona, allora lì è diverso, perché effettivamente io ho ripreso in primo piano, insomma, mettiamo le auto, e sullo sfondo ci sono delle persone, ma non sono riconoscibili, insomma, sono piccole, cioè, non lo so, adesso dipende dalla situazione, ma è difficile che sullo sfondo possa avere delle persone riconoscibili, ecco, quindi quello si può farlo, ecco, senza problemi. benissimo, chiaro, grazie mille. Niente. Bene, allora mancano 2 minuti. Magari mi inserisco un attimo anche io con una precisazione su questo aspetto qui della foto. Chiaramente possiamo sentirci tranquilli se prendiamo di spalle, no? Il classico esempio della conferenza, fai la foto di spalle, prendi le persone di spalle. Cioè il problema è vedere il volto, oppure potrebbe essere anche una parte del corpo, dell'abbigliamento, perché diventa riconoscibile. Non so, una persona che ha la sedia a rotelle, una persona che ha una particolare caratteristica, un cappello particolare, che quindi è riconoscibile. Cioè vale lo stesso, perché poi l'argomento diventa anche un po' No, non allora, semplice. è veramente complicato. Comunque, se è una conferenza, ad esempio lì c'è una possibilità, cioè tutti gli iscritti alla conferenza entrando prendono un'informativa, un pezzo di carta che gli viene dato e sanno che ad esempio la conferenza sarà, non so, videoregistrata, ci sarà un fotografo ufficiale che farà degli scatti e quindi lo sanno, ecco. Lo sanno e sanno anche, però io gli dovrò dire perché ho fatto queste foto, perché ad esempio le voglio mettere sul sito, non so, della Camera di Commercio che ha pubblicizzato un evento e quindi poi lo vuole documentare in qualche modo. Cioè io devo dire sia cosa faccio, quindi faccio foto, sia perché lo faccio e che fine fanno queste foto. Ecco, naturalmente non essendoci scopo di lucro, non essendoci allora loro sì, prendono l'informativa e
e lo sanno, ecco, quindi che comunque non è che li metto su Novella 2000 e dopo ci ricavo qualcosa, insomma, ecco, quindi non deve essere a scopo commerciale, però l'evento organizzato in quel modo lì è diverso, insomma, dal caso che dicevamo prima con la signora, appunto. Invece Certo. riconoscibile, sì, allora se io prendo un particolare, dipende da chi è riconoscibile, perché effettivamente anche il termine riconoscibile può essere riconoscibile per alcuni e assolutamente non per altri. Per cui, non lo so, difficile che se io inquadro un particolare, posso dire che quella persona è riconoscibile in senso generale. Quindi in quel caso mi sentirei di dire E questa è la generalità, quindi sì. Certo. Allora, sono le 20:01, abbiamo un paio di domande messe in chat, se vogliamo proprio velocemente, se sei così gentile Laura, le leggiamo, altrimenti poi le rinviamo anche a domani. Allora, una prima è quella di Clara: c'è qualche tutela anche per le cose di proprietà privata che si trovano in proprietà privata? Magari tengo la domanda per domani, diceva Clara, appunto. E poi aggiunge, per esempio, in termini di una villa, di un laboratorio, eccetera. Quindi un po' questo. Sempre come foto, diciamo, io capisco come foto, quindi... Penso di sì, Sì, no, sì, perché... ha risposto. Sì, vero? Sicuramente, cioè, anche io non potrei, ad esempio, non so, perché poi ci sono usi, vero, ce ne sono tantissimi, nel senso, se io ad esempio fotografo una casa privata, e dipende che uso ne faccio poi di questa foto, perché se io volessi dire, ad esempio... Sono sempre la guida turistica e quindi mi è venuto in mente di fotografare non solo le persone, ma tante volte entri anche in un luogo che è privato e ci sono anche degli oggetti particolari, speciali, e quindi se c'è una tutela della privacy anche per l'oggetto. Sicuramente sì, perché però dipende tutto dall'uso, cioè qual è la finalità di quell'uso. Quindi mettiamo, io sto entrando in una casa privata, ho organizzato, no, un tour, non so, in una casa privata, è Una chiaro villa, che, ecco, esatto. una villa per esempio, e lì naturalmente è il proprietario che detterà le sue regole. Quindi ad esempio lui potrebbe dire tutti quelli che fanno il tour, per favore vietate le foto, lo potrebbe dire. Quindi se lui lo dicesse, nessuno è autorizzato a fare foto. Ma se invece io ho il consenso del proprietario che mi dice fate foto come volete, anzi anche a me è capitato proprio di andare in un tour in una villa, il proprietario ha detto proprio fate pure le foto che volete, perché anzi io ne traggo vantaggio, perché se uno poi riporta anche sui suoi social, no, dei giudizi positivi sulla villa, io ne ho un vantaggio, ecco. Un altro invece potrebbe dire no, io solo a pagamento, cioè consento, no, di far foto all'interno della mia abitazione, quindi là dipende. Ok, quindi non c'è una tutela della privacy di default come invece c'è per i dati personali delle persone. Sì, comunque sia, sì, le regole le detta il proprietario, ecco. E lo Grazie. stesso perché se pensiamo anche quando entriamo in un museo pubblico, le regole sono dettate all'ingresso, no? Quindi c'è un museo che ti fa far foto e invece un altro ti dice no. Quindi sì, dipende. Bene, allora grazie. L'argomento è bello ricco e denso, come già avevamo preannunciato e sappiamo tutti. Allora direi che, visto l'orario, intanto grazie Laura, ne riporto anche i complimenti e gli apprezzamenti da parte dei partecipanti che hanno scritto questi commenti appunto di apprezzamento. Vi ringrazio tutti per la partecipazione. Grazie. E ci diamo appuntamento a domani alle 18 al secondo link che avete ricevuto per la seconda parte di questo webinar. Quindi a tutti una buona serata e grazie ancora per la vostra partecipazione.
Grazie a tutti. Grazie Salve, a domani. Grazie Ciao. Dell'interattività. A domani. Grazie mille, Ciao. buona serata. Grazie, a domani. Ciao, grazie a tutti. Arrivederci, arrivederci. Pierluigi, per la richiesta che facevi rispetto alla registrazione, sì, confermo, è possibile al termine, insomma, del webinar a completo poter fare richiesta. Ci date solo un attimo di qualche giorno, insomma, per poter elaborare il record, e quindi poi a seguire verrà messo a disposizione, insomma, ecco, facendo richiesta all'indirizzo con cui avete gestito la segreteria. Grazie e Ma buona serata. grazie a voi. Complimenti. Bene, grazie, i complimenti a te Laura e buona serata e a domani. Grazie, ciao. Arrivederci.